Vicenza era il primo treno elettrificato lungo l'intera tratta Bassano-Padova, rivoluzione del trasporto su ferro, massimizzandone i vantaggi in termini di sostenibilità ambientale. Da oggi eliminate le attuali locomotive che consumano 3 litri di gasolio a chilometro e al loro posto treni a emissioni zero. Un cambiamento epocale per il trasporto pubblico locale, così lo ha definito l'assessore ai trasporti della Regione Veneto a Bassano per l'inaugurazione del nuovo tratto elettrificato della linea ferroviaria Padova-Montebelluna-Bassano-Padova. 45 km di infrastruttura, 30 km della Campo Sampiero Cittadella-Bassano, 15 della Castelfranco-Montebelluna. Parliamo di numeri pre-Covid, parliamo di 150.000 corse, viaggi al giorno che i nostri pendolari fanno, e parliamo nel tempo pre-Covid 51 milioni di corse che vengono fatte tutti gli anni dai nostri pendolari. Quindi credo che meritino assolutamente questi investimenti, questo miglioramento del servizio, questo miglioramento anche nel comfort del viaggio, ma soprattutto con i treni elettrici vedremo anche un minore impatto ambientale. Arriveremo fino a Belluno sia da Padova che da Venezia, quindi anche lì ci sarà una rivoluzione del trasporto pubblico locale. Andiamo avanti perché poi a seguire gli investimenti da fare sono ancora tanti. Come tempi? Allora, con l'orario di giugno, sostanzialmente con il cambio orario, vedremo l'elettrificazione completata da Venezia fino a Belluno. Invece sulla sostanzialmente Padova-Belluno, diciamo gli ultimi, la Montebelluna-Belluno, dovremmo aspettare il 2024 per vedere l'elettrificazione completa. La prima innovazione per quanto riguarda Bassano è stato 4 anni fa il cambiamento di tutto il sistema di trasporto verso Venezia con l'introduzione di un cadenzamento e soprattutto dei nuovi treni della regione. La stessa operazione viene fatta tra Bassano e Padova e tra Montebelluna e Padova. 24 milioni il costo dell'opera che rientra nel finanziamento del Ministero dei Trasporti. L'importo è finanziato con il finanziamento di 30 milioni delle elettrificazioni delle tratte Campo Sampiero Cittadella Bassano, Castelfranco Montebelluna e Cornegliano Vittorio Veneto. Prossimo step l'elettrificazione della Venezia Belluno, per cui i lavori termineranno a gennaio 2021.